Poi Totò, c'è tutto a posto. Che mi faccio organizzarmi? Un momento, chi sei Pep? Ma prima si guardiamo. Uè, Peppi, la combinazione. Sto parlando con Totò. Sai che resta? Ma prendi fa qualcosa insieme a lei. Che vuoi fare? Tu sei di nostro? Meno male, sono contento. Salvatore, bene purissimo. Però non sente niente. Io sta poco più distante. Zitta bene, non ci capiamo. Salvatore sta parlando. Parla, dice, ma ti sente. A che ora ci prima? Poi Peppi, dice Totò, ma tu passi per la stazione? Tu ti incazzi, che ne sai? Salvatore con un passaggio? Chi la Peppa la coppa a mano mi ha risposto va a fare in capo. Non lo so, ma ce lo dico. Poi hai fatto un po' di vina. Che dare ti ha così strano? Te una macchina scassata. Salvatore dice Peppina, che tu attacca sempre a spina. E come sa da sta zitta? Sono parole d'amicizia. Ah, ma forse hai capito. Salvatore, tu parli id. E capisci che le ha solo. Ma trovate un guaglione. Sì, ma tu ti sei fissato. Vuoi capire che è fidanzato? Senta, bene, te ne importa. Buono buono non risponde. Salvatore, ma stai a cerella, tu vuoi stare un poco fermo? Sto sentendo in un bordello. Ma che cacchio stai facendo? Stai chiamando pure a lei? Non dare detto chiamerò. Si parliamo tutti e quattro per finire fanno il lotto. Poi mi state in salanella, che già dice a Totò. Però facciamo presto, sto facendo portavoce. Ma perché non ha chiarito tutti e due questa situazione? Salvatore mi dice Peppa, vieni te insieme a lei. Ma te una bicicletta, Salvatore a Rosamette. No, guarda, mi sono scucciato, ma vengo a pigliare io. Non fa niente che mi allongo, me ne scendo per furia. E dicevo pure a lei, Salvatore viene con noi. A dove va con la bicicletta? Va a farne coccate pure. Che la strada è che ne fosse, da ricordo là da volta. Sotto a grotte fuori grotte succede che lo poco. Salvatore, che stai dicendo? Ma non chiama a Marcellina? E a mezz'ora che parlammo, ma sembra che tu Peppina. Senta bene, non so niente, ma tu vieni con Totò. A questo punto non nascimmo, sempre già la situazione. A possibile che non venga, non ci piace manco a Ida. Beh, no, ha accettato perché ci azzeccava, in tuo discorso. Senta bene, ma come ti incazzi? A chi ti tocca a sorte? Che non è che mi fosse questa grande bellezza, Ida, non esagerare. Attaccate questo. Salvatore, senti, a questo punto ci organizziamo una volta. Ci sentiamo in stazione, no? Vabbè. Però ne facciamo più se chiamate a tre, Che visto, no? Alla fine non accocciamo niente. Vabbè. Ci sentiamo in stazione, no? Vabbè. Ah, e avviso pure a lei, A finire che se avesse avviato la bicicletta. Poi io vado a pigliare. Vabbè. Vabbè. Ciao, Salvatore. Ciao.